Allora, l'altra questione, oltre a quella delle pensioni minime, sempre importantissima, è quella dell'acqua. E emerge in tutta la sua gravità quando non ce n'è, ma soprattutto quando magari la qualità dell'acqua non è buona. Vediamo un attimo un messaggio che è arrivato. Buongiorno, che cosa si fa con 80 euro? Zio Lillo, dare a chi ha lavorato il giusto. Siamo in Europa, facciamo gli stipendi e pensioni come altri paesi tipo Francia, Belgio, Germania, solo chiacchiere, anni di chiacchiere, basta. Saluti da Giorgio Ciprian. Cosa si fa con 80 euro? Infatti, vabbè, ringraziamo il messaggio del nostro telespettatore. Perché preoccupazione per l'acqua? Perché avete organizzato questa tavola rotonda in questo momento preciso? Noi pensiamo che innanzitutto possiamo fare riferimento anche alle nostre commissioni regionali in cui sono state prese delle posizioni ancora nel 2011-2012 con gli accordi di programma per tutelare le risorse idriche superficiali e sotterranee. E noi crediamo che l'acqua, visto che ultimamente ci si sta soffermando solo sugli inquinamenti da PFAS o da altri agenti chimici, che l'acqua sia quel materiale indispensabile non solo per l'agricoltura ma per la vita e per la continuità del nostro sistema. In agricoltura l'acqua è indispensabile, voglio ricordare che un allevamento zootecnico mediamente una mucca in lattazione, cioè che produce latte, può consumare, a lei le sembrerà una sproposito, però consuma dai 140 ai 180 litri di acqua al giorno. Tantissima. E questo, tantissima. Tra l'altro ricordiamo acqua potabile, perché poverina deve assolutamente bere acqua potabile. Però lei capisce che se un allevamento gli dà tutta acqua di acquedotto e tanta ne paghi in entrata e magari tanta ne paghi in uscita con lo smaltimento delle fognature, perché oggi funziona un po' così gli enti, è preoccupante, cioè vengono dei costi salatissimi in un momento in cui questo tipo di settore non dà risposta economica, cioè è in sofferenza dal punto di vista del reddito e quindi moltissime aziende, talvolta questo dove si può, moltissime aziende hanno utilizzato i propri pozzi pensando che magari l'acqua fosse qualitativamente buona. Oggi vengono fuori tutti questi problemi di inquinamento e quant'altro e quindi questo problema tocca tantissimo l'agricoltura, non solo per la produzione, gli allevamenti zootecnici, ma anche per le produzioni di ortaggi e frutta. Voglio dire, ricordo che l'insalata, qualsiasi tipo, melanzane, peperoni, quant'altro, sono fatti per il 70-80% di acqua, quindi se quest'acqua non è di qualità, sicuramente il prodotto che noi andremo a mangiare non sarà di qualità. E noi ci siamo soffermati su questo problema perché a nostro avviso potrebbe essere un qualcosa da preservare e custodire con cura per il futuro. Assolutamente, continuiamo su questo tema, leggiamo anche però un messaggio che è arrivato. Solo i cittadini italiani possono cambiare le cose, dai giovani ai pensionati, lavoratori e laureati, decidere una giornata tutti a Roma in 50.000, 100.000, 5 milioni, 10 milioni, tutti, e chiedere gentilmente ai signori politici che non vogliono elezioni di andare via loro dall'Italia e non noi italiani. Perché c'è anche il rischio effettivamente che talmente tanti se ne stanno andando. Questo messaggio può anche far capire che oggi con tutta la nostra, noi non siamo contro l'immigrazione, però dico che l'Italia probabilmente nell'arco di 20 anni potrà essere, mezza l'abbiamo venduta, l'altra mezza la daremo in mano a profughi e persone che stanno entrando in Italia, perché alla fine queste saranno le realtà con cui ci scontreremo in un futuro. Però oggi difendiamoci noi italiani che siamo nati nei nostri territori, cercando di reagire, come diceva Dino Milanello, insomma di partecipare a queste occasioni, in queste manifestazioni, nella legalità massima di quello che può essere nelle nostre, però essere comandati da dei soli solisti che alla fine sono più di quelli che operano dal punto di vista concreto, cioè materiale, il lavoro, la conservazione, il ripristino, certo, e quant'altro. Dico, dobbiamo trovare un'equità per queste cose. Assolutamente. Però voglio aggiungere, Beto, che 300.000 giovani sono andati via ultimamente, anche dall'Italia. No, ma vanno via dall'Italia. Italiani. No, ma nel messaggio era sottinteso che siccome molti pensionati sono costretti ad andare via perché non possono vivere qua e riescono a vivere all'estero, moltissimi giovani stanno andando via, sì, ma perché allora alla fine chi resta? Comunque la volevo correggere, perché anche nel volantino non è pensioni minime, pensioni basse.
Sì, noi c'è un aumento per le minime, ma anche per le basse vuol dire da 1 milione in giù. Gli 80 euro li chiediamo anche da 1.000 euro in giù, non solamente per però il governo, 500, adesso non so se sia riportato perché non ho letto il testo pensioni originale, basse, quindi fino a 1.000 nei suoi euro. giornali si parla dicono pensioni minime più alte. Sì, è vero, vuole darli solamente a quelli di 500 euro, esatto, perché un povero per me, ma anche lo dicono anche altri, uno con una pensione di 1.000 euro è povero, pensiamo uno ai 500, no? Per cui attenzione qua sui termini che giustamente che non ci vada a confondere, perché se lo dai solo alle minime poi gli altri poveretti, uno con 900.000 euro voglio vedere come sopravvive. Sappiamo che si sopravvive perché moltissime persone così. Lei parlava di qualità dell'acqua, in questo momento è un problema la qualità dell'acqua, perché non se ne parlava, anzi a parte il presidente dell'ANP che diceva che già 10 anni fa aveva sollevato la questione della qualità dell'acqua e quindi la possibile contaminazione, però non era un problema che ci riguardava effettivamente. Adesso invece il fatto che possa essere contaminata e di conseguenza tutta la catena alimentare possa essere compromessa, ma soprattutto la salute delle persone e un bene fondamentale per l'agricoltura, la pone al centro dell'attenzione, no? Quindi questa questione di garantirla e di non renderla troppo onerosa per voi. Nel periodo del boom economico non ci si curava tantissimo di quello di preservare quali erano le materie indispensabili per la vita umana. L'acqua è uno di quei materiali. Se pensiamo al boom economico che ha avuto anche la Cina, ma a che livello di inquinamento siamo arrivati? Pensiamo a quel fiume che loro hanno. Io adesso non voglio fare paragoni con i nostri fiumi, però 20 anni fa, quando le nostre famiglie, quando un agricoltore, ricordo che 20 anni fa, lavorando dignitosamente, era in grado di acquistare 3.000 metri di terra all'anno. Oggi per fare l'agricoltore e andare avanti con la propria azienda è costretto a venderne 3.000 metri all'anno se vuole andare avanti, e quindi abbiamo depauperato e distrutto il nostro territorio senza curarci minimamente di quello che poteva essere il domani. Oggi dobbiamo riprendere con l'intelligenza e con la saggezza anche dei nostri anziani che sono rimasti e che magari hanno visto il boom economico e hanno visto le conseguenze. Noi con l'intelligenza, la tecnologia, la modernità che abbiamo a disposizione sfruttiamo queste cose e cerchiamo di essere innovativi, preservando però i beni di prima necessità quali l'acqua. A nostro avviso l'acqua è una cosa indispensabile per la vita. Cos'è che vorreste chiedere alla Regione? Appunto facevo prima un cenno su quell'accordo di programma che è stato un decreto regionale proprio approvato e firmato e sottoscritto sia dagli enti che dalla politica, di riprenderlo in mano e farlo valorizzare e difendere. Noi qual è il problema? Per dirti, se andiamo nel Brenta pensiamo che in tanti anni del boom della politica si sono arricchiti con l'oro bianco. L'oro bianco era il ghiaione che toglievano dalle falde, dalle sponde del Brenta, pregiatissimo, ghiaia pregiatissima perché dura come il granito, no? Per cui è ricercatissima. Però quello era causa di abbassamento delle falde e quindi di diminuzione delle acque. Quello lì è il sistema per cui l'acqua viene filtrata partendo dalle montagne. Poi anche i cambiamenti climatici hanno avuto in questi ultimi anni, stanno dimostrando la loro causa di danneggiamento del nostro territorio e della nostra qualità dell'acqua. Però questi sono punti fermi in cui bisognava essere ferrei. Invece io penso, quando ero bambino andavo in Brenta, c'erano le draghe che sembrava una barchetta lì che aspirava un po' di sabbia, invece la sabbia magari la andava a aspirare anche a 200-300 metri di distanza, te andavi vicino a un campo e franava tutto, e questo era anche legiferato e difeso da una politica. Parlo degli anni del boom, parlo di 30 anni fa, parlo di 30-35 anni fa. Lo stato attuale, in virtù proprio di questo accordo di programma, non è stato legiferato, non si è legiferato a riguardo, non si cerca di tutelare questa situazione in modo tale che l'acqua di falda possa mantenersi a livello, oppure no? Qual è il problema adesso? Oppure bisogna ripinguarla con degli invasi in modo tale che l'acqua poi non scorra via direttamente al mare, ma che ritorni nelle falde. Quindi queste vasche di laminazione cosa servono? Servono a decantarla e un po' alla volta ritorna in falda, quindi i nostri pozzi, che possono essere anche a 20-30 metri, troverebbero ancora quell'acqua necessaria per fare agricoltura. Quindi voi chiedete un intervento ben preciso in questo sicuramente, riguardo. Con delle mosse, con degli obiettivi. Personalmente io ho un'idea, cioè una visione, che le mosse potrebbero essere 5 per essere vincenti a difendere oggi il problema acqua nel nostro territorio.
porci innanzitutto chiari gli obiettivi, perché ogni territorio ha le proprie specificità. Adesso guardo Odino e penso al fiume che passa per Merlara, il Frattagorzone, che viene giù da Vicenza, e quindi il problema non è solo di una provincia, non è solo di una regione, ma è un po' generalizzato. Ai tempi, anche oggi, le concerie di Arzignano trattavano le pelli. Oggi il problema FAS, per dirti, perfluorato alchilico, parte da quelle zone. Poi hanno costruito il canale Leb per diluirne una parte, quindi magari non dimostrare alla popolazione la gravità del problema, ma in realtà il problema c'era. Dico sbagliato? No. È quello che più o meno, perché quando guardo Dino, che lo conosco da 20 anni, mi viene sempre quando mi diceva le mele di Merlara irrigate col Frattagorzone. Allora ero un bambino e non capivo. Oggi che invece so di cosa stiamo parlando, mi preoccupa questa situazione. L'altro giorno sono andato ad Anguillara in un'azienda in cui facevano ortaggi e utilizzavano solo acqua del Frattagorzone. Per fortuna quel prodotto lo portano al mercato di Brescia, ma però dentro di me pensavo, però sul mercato di Brescia sempre persone sono. Sì. Ma i prodotti agricoli possono essere, chiedo voi dell'agricoltura, contaminati oppure no? Perché dicono che gli alimenti non sono stati compromessi, è un problema per le persone che hanno bevuto. Al momento dicono questo, che non sono contaminati gli ortaggi, ok? Infatti. Speriamo che sia proprio così, e se è così non aspettiamo ancora per sistemare, intervenire su questa questione dell'inquinamento. Assolutamente. No, è preoccupante. Quindi allora 5 azioni: una, la valutazione del territorio delle varie zone, delle sapere varie aree. Cosa fare, secondo a mio avviso, i miei punti. Conoscere il proprio territorio, questo è indispensabile, perché ognuno ha i propri problemi. Io penso all'Alta Padovana, penso al Brenta, io mi relaziono magari con il mio territorio, Dino penserà all'Adige, penserà al Fratta, penserà ai fiumi del suo territorio, penserà che lì sappiamo benissimo tutta area di bonifica in cui gli argini dei canali sono fuori e il letto del fiume è a livello delle campagne. E affidarci alle moderne tecnologie che abbiamo a disposizione, però serve anche una realtà, nel senso, chi analizza, talvolta anche l'ARPA che fa le analisi, però che analisi di che tipo sono? Sono specifiche, cioè vedere l'acqua trasparente non vuol dire che è a posto, questa è la realtà. Il chimico la fa apparire quasi potabile, buona, naturale, ma in realtà è inquinata. Questi sono i problemi, e che ognuno faccia la sua parte. Dall'agricoltore, parto da noi che alla fine siamo i diretti interessati, le istituzioni, comuni, enti, regioni, governo centrale. Il governo ha dato delle risposte per questo riguardo dell'inquinamento? Secondo me ha preoccupazioni ben più gravi del problema dell'acqua e dell'inquinamento, però adesso sta approcciandosi con queste realtà, e quindi sicuramente vedremo a medio e lungo termine qualche risposta e qualche concetto che loro vorranno trasmettere per difendere questo problema che noi abbiamo. Ai consorzi che cosa chiedete? I consorzi oggi sono in sofferenza, sono enti autonomi autogestiti in cui l'agricoltura fa da sentinella all'interno dei consorzi, però sono in difficoltà economiche perché la regione dice che non ha le risorse per sostenerli. A me questo preoccupa tantissimo, perché questo modo loro di agire non vorrei mai che fosse l'obiettivo per monopolizzarli, e quindi che fossero monopolizzati anche quelli dalla politica. Sono degli enti importantissimi, indispensabili. Abbiamo visto negli ultimi periodi le alluvioni, i problemi, le frane, non solo sui canali, penso anche ai colli, cioè questo modo, e l'agricoltore fa la sua parte, però anche gli enti devono avere quelle risorse minime, non possono essere sostenuti solo dalle cartelle esattoriali che pagano gli agricoltori all'interno di un consorzio di bonifica. Se servono delle risorse per combattere il problema, servono delle risorse. Veneto Acque parteciperanno a questa tavola? Perché avete chiesto di partecipare? Perché per fare un modo congiunto, come ho detto prima, che ciascuno deve prendersi la propria parte di responsabilità e di portare avanti l'idea per un progetto, in modo tale di prevenire il male prima di doverlo curare. Ma il male c'è già?
Il male c'è già, perché noi lo mettiamo nel tavolo adesso, ma da quanto hanno iniziato a parlare del male dell'acqua e dell'inquinamento e delle falde e di quant'altro? Da quanto? Da pochissimo tempo. E allora noi che vogliamo anticipare le situazioni perché personalmente noi come CIA siamo convinti che la prevenzione costi tantissimo meno della cura. Assolutamente. Una tra le domande emblematiche, oltre alla qualità, all'utilizzo, al rispetto dell'ambiente eccetera, è una risorsa infinita, appunto, di domande l'acqua. Sappiamo che il bacino idrografico del Veneto è uno dei principali anche a livello europeo, quindi da quel punto di vista noi non ci siamo mai posti il problema dell'acqua, perché avevamo questa fortuna, tra cui il Brenta è una fonte importantissima. Madonna d'acqua, tantissimi acquedotti. Esatto, c'è il problema dei pozzi. Il problema dei pozzi, ma guardi che noi agricoltori i pozzi li abbiamo dichiarati ancora 12-14 anni fa e paghiamo la tassa per ogni pozzo che abbiamo in azienda. A me preoccuperebbe che adesso ci dicessero che dopo aver sostenuto economicamente l'utilizzo del pozzo ci dicono che abbiamo utilizzato anche acqua inquinata. No, probabilmente gli faremo in massa causa dicendogli: abbiamo quietanzato le vostre parcelle esattoriali per l'utilizzo del pozzo e voi non vi siete curati di prevenire il male dell'inquinamento. Probabilmente alla fine non vorrei mai che nell'arco di 8-10 anni potremo arrivare a questo tipo di situazione. Che ne dice lei, che comunque in agricoltura ci ha lavorato per molto tempo, relativamente a questa questione dell'acqua? Io è 40 anni che combatto denunce su stampa, denunce verbali, interventi, manifestazioni sulla questione dell'inquinamento della Bassa Padovana. Dicevo prima che io ho sollevato come CIA ancora 15 anni fa che c'era questa situazione drammatica, che si doveva intervenire, che là c'era il più alto tasso di tumori, perché ho pubblicato i dati dell'USL 17, non sono cose inventate, no. Però la politica non è intervenuta, quindi qua ci sono delle grosse responsabilità. Adesso il problema sta scoppiando e allora cercano di andare un po' al riparo. Spero che sia vero che questa volta, visto che anche il governo sta intervenendo su questo nostro problema, che si possa fare un intervento, un rimedio, perché così non può, certamente c'è un pericolo altrimenti, perché fino adesso i prodotti agricoli non sono stati contaminati, sembra, no? Quindi non aspettiamo il peggio dei peggio. Mi auguro che veramente intervengano, perché anche i sindaci, ho visto per esempio ieri una ordinanza del sindaco di Urbana dove c'è salmonella e quindi c'è un'ordinanza. Beh, la salmonella noi ce l'abbiamo spesso in questo fiume. Le ordinanze nei vari comuni lungo la fascia di questo fiume che va fino al mare è 15 anni, 20 anni che ci sono le ordinanze di divieto di usare l'acqua da consumarsi e da irrigare su prodotti da consumarsi crudi. Quindi attenzione anche a... Allora non prendiamo in giro la gente, le ordinanze ci sono da tanti anni. Il problema, lei dice, andava risolto ancora? È veramente una situazione pesantissima, adesso sta scoppiando e spero quindi che finalmente qualcuno prenda in mano seriamente questa questione qui. Assolutamente, torniamo a parlare di questo e anche della questione delle pensioni nell'ultima parte della trasmissione, tra poco, dopo la pubblicità.